Rieccoci, sarebbe una puntata da non terminare mai perché è interessantissima. Allora, ricordo, primus inter pares, appuntamento a mercoledì e giovedì. Prima di continuare, di mercoledì e lunedì, scusatemi l'orario, diretta pagina Facebook. Vi voglio ricordare, tanto per non dirlo in chiusura di trasmissione perché non mi dimentichi, perché in tutti i social ne escono di tutti i colori, 2 gironi, e il mio amico Fabio Novaro si diverte moltissimo, 2 gironi da 20 squadre di Serie B, 3 di C, la Serie D non più, sono tutte cavolate, cioè dicono tutte inesattezze. Questa sera avevamo qui, in questa trasmissione, delle persone importanti che si siedono sui tavoli di lavoro e che decidono, e tutti hanno smentito queste eventuali posizioni che vediamo scritte nei social e che vengono, coi gironi già fatti per fare fake, per fare notizie dette e ridette nelle varie televisioni. Quindi non è deciso nulla, perché prima bisogna vedere se andrà avanti nel campionato, poi faranno i format. Sembrava già che fossero decisi tutti i format. Mi avevano anche scritto che poteva il Cittadella, ho detto che il presidente Gabriele poter fare i playoff per andare in Serie A e con 3 squadre, una roba, vabbè, ne ho visti di tutti i colori. Detto questo, Elisabetta Corazza. Esco un attimo dall'argomento calcio, ma rimango sempre nello sport perché ritengo sia importante riportarvi la comunicazione della Federazione Italiana Nuoto, che ha disposto appunto la conclusione di tutti i campionati nazionali di pallanuoto 2019-2020 di serie A1, A2, B, sia maschili che femminili. Quindi non sarà assegnato il titolo di campione d'Italia, non ci saranno retrocessioni nelle serie inferiori e la prossima stagione riprenderà insomma come è iniziata la stagione attuale. Da sottolineare una cosa, Betta, che la pallanuoto è un altro sport di contatto, ma in acqua teoricamente sei più tutelato che non fuori. Pensate se hanno deciso perché il virus in acqua muore, però è uno sport di contatto. Io quello che chiedo, il calcio può tornare in che condizioni? Deve esserci 0 contagi? Hai assolutamente ragione. Volevo dire, Elisabetta, abbiamo l'immagine di Cristiano Ronaldo per caso? Sì. Ecco, perché volevo farvi una nota prima di parlare con... Cosa ha fatto? No, niente, è arrivato, è una cosa che così, niente di che, però è una considerazione che ha fatto tra me e me quando l'ho visto. È arrivato in aereo personale, ovviamente lui ha tante possibilità. Quello che ho visto è arrivato, c'erano 5-6 macchine di scorta, la macchina della polizia davanti, una dietro, nemmeno il Presidente, guardate, nemmeno il Presidente della Repubblica quando arriva tutta questa... Non lo trovate un po' anche, non so... La gente che va a lavorare oggi, guardate, gente qua torna indietro con le immagini, Elisabetta, se si può, chiedo scusa, guardate un po', guardate, no, quella macchina davanti è la polizia. Io capisco, mica l'avranno violentato se lo fermavano, ho capito, però io dico, Roger Federer, Jacopo, finisco la domanda, dopo mi dai la risposta, non solo questa, mi domando, con tutto il rispetto, io non sono uno poi che guarda queste cose, la meritocrazia fa parte del mio carattere, però dico, oggi con il periodo che si vive nel mondo, nelle varie difficoltà, vedere il giocatore che arriva in Jaguar, in Ferrari, che arriva a questo e quell'altro, può dar fastidio alla popolazione italiana. Ho preso Ronaldo per un esempio, ma ce ne sono molti altri. La mia domanda, tutti i giocatori che vanno in campo e vanno con macchine da 200-300 mila euro, 200.000, può dar fastidio? No, è una domanda che faccio, non lo so, quello che c'è, ma perché poi ne hanno diverse. Se va a Balotelli a 6 Ferrari, quello che avrà, insomma. La domanda che vi faccio non è questa. Secondo voi oggi dovrebbero un po' ridimensionare questa cosa qui, oppure va bene così? Era una constatazione e poi volevo sentire il vostro pensiero. Tutto qui. Stefano Aede. Ma no, purtroppo questo è un esempio, è chiaro che ti do ragione al 100%, però questo è il mondo, perfetto. No, è così. Anche Federer, tutti, dico tutti. È così, qui non siamo neanche più sport, questo è entertainment. Tom Cruise, qui parliamo di questi, perfetto. Il grande cantante, il grande attore, il grande sportivo. Volevo sentire, nel farvi vedere questo, volevo dire... No, ma hai ragione, anche me guardi, dici com'è possibile oggi. No, è possibile, lo capisco, dico però, oggi con il momento che... Stona completamente. Capito? E dico, anche se io ho una Ferrari, non vado in Citropadova a Ferrari, cerco di tenerla in garage, vado con la piccolina. Più che altro anche perché vorrei dirvi, che rischio ha di assembramento oggi? La gente non va a prenderlo nell'aeroporto. Sì, ma poi lo vede male. Jacopo, era il mio pensiero. Lo vede male. Ho fatto vedere Ronaldo, ma inerente a tutto questo movimento che mi sembra che un po' più di toni un po' più bassi meriterebbe, per il rispetto a quella gente che oggi sta patendo la fame e che oggi hanno cercato uno che l'hanno salvato, stava suicidando, è arrivata la polizia,
Grazia si è salvato. E di cui del pallone interessa fin là, ragazzi, cioè nel senso interessa fin là. Certo, però vedi, una volta a vedere, io credo che anche questo abbia fatto capire la gente, che una volta, perché tanti mi dicono invece questi soldi dali ai calciatori, dateli alle parrucchiere, lo senti questo ritornello, e quindi rimbomberà anche negli stadi e quindi anche il calcio potrebbe ritornare un po' più umile di quello che oggi non è. O sbaglio, Piraldo? E tutte le famiglie dei medici, degli infermieri che sono morti sul lavoro, perché quelli lì sono vittime sul lavoro. Era una considerazione finita. La sua vita per proteggerci. Però vedi Giorgio, c'è anche da dire Ruzza, che... lo saluto Ruzza. Aspetta che saluto Ruzza, Beppi Ruzza, che lui è sempre lì che attende gentilmente, ma lui ha pazienza, è un bravo uomo, un buon uomo e lui non si arrabbia mai. Lo saluto Beppi Ruzza, dov'è? Lo saluto. Eccolo che è vero Beppi, buonasera. Ciao, scusami l'orario Beppi, ma era una... a letto sempre più tardi. Ma il Presidente ormai sei vaccinato, purtroppo hai capito, sì, ma hai seguito la trasmissione? Come? Sì, l'ho vista tutta, sì. Era interessante? Era interessante, poco per i dilettanti, molto per i professionisti. Però vedi che abbiamo lasciato un angolino, anche per i dilettanti? Beh, i dilettanti, Giorgio, sono il 98% dei tesserati del mondo calcistico, 98%. Hai ragione Beppi. Hai ragione, però non è un angolino, è un angolone. No, è vero, è un angolone. Io sono d'accordo con te perché poi faccio parte degli amatori, quindi ancora di più. Però ti ricordo che decidono quei pochi che sono là davanti. Bravo. Oddio, fin là questo, perché il peso che hanno i dilettanti, ciao Beppi, in Consiglio federale, ben guidati da Cosimo Sibilia e la sua squadra, i 6 consiglieri, ha un peso determinante. Ti dirò di più, tutto questo cancan che stiamo facendo passa, se i dilettanti non sono d'accordo, loro hanno più del 25%, non si fa nessun tipo di cambiamento, promozione, gestione. Quindi l'accordo e comunque il consenso, il parere vincolante dei dilettanti è decisivo. Bene, però io che sono ricco in Serie A dico ai dilettanti, a tutti i dilettanti do 1 milione di euro, i dilettanti votano come dico io, magari no. La speranza è che non dovrebbe essere così. No, in maniera regolare, non in maniera ferma, non in maniera illegale. Okay. No, perché non pensi in maniera... se io dico decidono i dilettanti, però io dico do un contributo dei miei beni, un sostegno ai dilettanti, i dilettanti mi appoggeranno. Se la Serie A dà soldi a noi, votiamo anche noi quello che voglio. Dico questo, ma non lo dico, non sto... È mezz'ora che parlo di onestà, voi che vado in cerca di problemi, Jacopo. Era sul fatto che, visto il momento difficile, la Serie A, la Serie B a scalare, dà un contributo in maniera regolare anche i dilettanti, in modo di essere tutti uniti. Dimmi Beppi, scusa. Beppi, vai. No, già ce li è, lo sai, già l'abbiamo questo contributo, insomma, perché il contributo dell'1% dei diritti televisivi, che è una bella cifra per noi dilettanti, però quindi ci permette, se lo alzassero in qualsiasi modo. Ecco, alzano quello, perfetto. Noi abbiamo il 2, ma col 2 non facciamo niente. Avranno l'1,5 e il 2,5 voi. Ma 2,5, noi serve almeno il 5. Esagerato. Sì, ma guarda quanti sono i dilettanti, guarda quanti sono la Lega Pro. Cioè, tu vuoi il 5 e loro dai l'1. Cioè il loro 1% in quanto deve essere ripartito. Si basano su tutto un altro sistema. Sì, però sono il nostro 2% non puoi comprarlo con loro 1%. Jacopo era per dare un contributo a tutti nel ragionamento che abbiamo fatto. Okay. Senti Beppi e Giuseppe Ruzza, scusa Beppi sbaglio, Giuseppe Ruzza, e cosa succederà per i dilettanti? Finito tutto, riprenderà l'anno prossimo, perderete, molte squadre si uniranno perché perderanno ovviamente gli sponsor per andare avanti, promozioni, retrocessioni, siete sul tavolo del lavoro, avete lavorato in tal senso? Allora noi aspettiamo purtroppo, no? Speravamo che la decisione fosse presa già l'8 maggio, ma hanno differito questo Consiglio federale. Io però partirei dalle vostre ultime riflessioni, no? Sull'aspetto economico, che ovviamente è assolutamente diverso tra noi dilettanti e i professionisti. Però il concetto di questo momento di crisi ci accomuna tutti, nel senso che questo ci deve preparare. Mi sono piaciuti molto gli interventi del Presidente Dalle Carbonare,
molto razionali e realistici. Questo momento ci deve permettere di partire in maniera più razionale, evitare assolutamente, anche noi dilettanti, ogni spreco. È inammissibile che in una squadra di prima categoria ci sia direttore, presidente, direttore generale, direttore amministrativo, segretario, team manager. Dobbiamo veramente giocare, dilettanti, giocare per diletto. Questo è il nostro compito. Il fatto poi che noi aspettavamo una sospensione, perché? Perché abbiamo discusso questa sera che è estremamente difficoltoso anche per la Serie A, perché l'ha detto bene il direttore generale del Venezia, nel senso che succede un contagio e si rischia, Jacopo lo sa, insomma, un infortunio sul lavoro, quindi si rischia, al di là dell'aspetto amministrativo, civilistico, anche il penale, quindi bisogna stare molto attenti. Immaginate se un nostro presidente si assume questa responsabilità, perché al di là del rispetto della salute, che viene prima di tutto, ma è ormai anche forse banale ripeterlo, perché credo che ogni cittadino, ogni buon padre di famiglia abbia in mente questo primariamente, ma è un fatto di responsabilità del presidente, di responsabilità delle amministrazioni. Sentivo un'intervista proprio sulla vostra rete dell'assessore Diego Bonavina, che lui diceva: ma chi apre gli impianti prima della sanitizzazione, come la chiamano adesso, prevista dal protocollo del Politecnico di Torino? Chi è che si assume la responsabilità di ingressi separati, scaglionati? Certo. Immaginiamo poi tutte le analisi che devono fare prima, durante, dopo. Giuseppe Ruccia, scusami, tutto giusto, però siamo ripetitivi ed hai ragione. Quantitativamente che qualitativamente ed economicamente per le la mia domanda, Giuseppe Ruccia, va più a sodo, perché queste sono cose che noi aspettiamo per poter partire, per poter metterci al tavolo. Detto questo, Giuseppe, detto questo, e quindi noi chiediamo, il nostro consiglio direttivo, ad esempio il consiglio direttivo del Veneto, ma assieme a quello della Lombardia, del Piemonte, ma anche della Liguria, tutta l'area nord, ha rappresentato al presidente Sibiglia la prospettiva di non iniziare, di concludere la stagione qua. Fermo, perfetto. Giuseppe Ruccia, fermo lì. Questo abbiamo capito. Giuseppe Ruccia, fermati. Io ho capito che non riprendere. La mia domanda è, visto che tu sei il presidente, ovviamente nessuno si sbilancia questa sera, perché qui in Italia siamo sempre più lunghi di tutti gli altri sono più dinamici, più rapidi. Ma la domanda te la posso fare, ed è questa. Ovviamente tu sei in contatto con tutte o quasi tutte le società dilettantistiche del Veneto, più o meno, è vero o no? Sì. In percentuale, quanti presidenti sono venuti a te e ti hanno detto: caro Beppi, proprio il dialetto, guarda che l'anno prossimo non faccio più a squadra perché non ho più sponsor? Quanti sono venuti da te a dirti questo? Più o meno in percentuale? Nessuno? Qualcuno prima ha detto che non abbiamo la sfera magica. Qualcuno me l'ha detto, non tantissimi come se dovessi fare una percentuale, quanti? Mi hanno chiesto di qualche fusione, di qualche, sicuramente. Se dovessi fare, sarà una contrazione. Se dovessi fare una percentuale, posso buttarla là, ma sono dati così, un 20%. Mica poco. Per me ancora meno, per conto mio. Si scrivono di più? Sì, perché no. Perché i dilettanti... Meno che si scrivono di più? Cioè, cosa vuol dire meno? Cioè che ci saranno non tante società che non si iscrivono. Cioè per me sono poche le società che non si iscriveranno, perché i dilettanti hanno innanzitutto tutto un altro spirito di professionista. Ma ci vogliono i soldi, promozione, sì, però si ridimensionano, capito? Cioè, sì, faranno con quello che avranno i dilettanti, però se non vanno... Se il presidente del Cavacaltì, dico un nome per dire, dice: io per fare la promozione mi costa, faccio un esempio, 100.000 euro, no? Non tanti, 100.000. E prima avevo, ascoltami, 20 soci da 5.000 euro l'uno. I 20 soci da 5.000 euro all'uno, 15, i 5.000, non sto parlando di 100.000, dicono: guarda Presidente, i 5.000 li devo mettere nella mia piccola azienda artigianale perché quest'anno è andato male. E perdono pochi, non tanti. Ti dico io come farà i dilettanti. Allora, più di qualche squadra si fonderanno. E vuol dire che qualcuno si perde. Benissimo, lì.
ci sarà qualcuno che non si iscrive, ma poi se uno si fonde una è persa, sì, vabbè, però diciamo che si perde una, si perde, però non si perde quello che si immagina, per conto mio, perché, ripeto, i dilettanti... Lo Stato cercherà di aiutare loro poi, alla fine. Ma dopo, se quest'anno avevano 100.000 a disposizione e l'anno prossimo avranno 50.000, faranno con 50.000, perché poi tutti quanti si adegueranno, faranno le squadre meno forti, ma un po' tutte quante, certo, per cui ci sarà più equilibrio. Io sono convinto che i dilettanti in qualche maniera si barcano meno, cioè molto meglio dei professionisti. Intanto hanno un'altra mentalità, e un altro spirito soprattutto. Ti do preventivo di uno studio di un noto giornale nazionale, da quello che dici te, la previsione da 3-4 mila società spariranno. Vediamo. No, anche secondo me, Giorgio, io sono d'accordo col presidente della Carbonare. Lo spirito dei dilettanti reagisce sempre positivamente. Io mi auguro abbiate ragione. Io ho avuto la fortuna di fare il presidente, tra giocatore e presidente, di aver fatto la terza categoria, la seconda categoria, la prima, la promozione, la serie D, la C, la B e la A. In anni diversi. No, non c'entra lo spirito. Non è mai cambiato, perché lo spirito del dilettante, lo spirito del presidente che ha la squadra di paese, capito? Che fa crescere i ragazzini, i settori giovanili e tutto il volontariato che gravita attorno a quella società lì. È diverso quello spirito lì. Se tu mi parli che i settori giovanili ne perderanno pochi, ti do ragione. Di prime squadre, per questo motivo ne perderanno molti. Si ridimensionano un po'. Settore giovanile sono d'accordo con te, ma tante elimineranno la prima squadra e cureranno il settore giovanile, infatti, ti do ragione, ma della prima squadra ne spariranno il 20% che ha detto Giuseppe Ruccia, è stato bonario, te lo dico io. La mia domanda è questa, Beppi. No, io spero di no, spero di essere stato realista, insomma. Però bisogna sempre vedere come andrà, come sarà anche l'andamento di questa pandemia, capito? Perché dopo bisogna vedere. Non è delle migliori, se come dicono che a settembre-ottobre potrebbe ritornare nelle squadre dilettantistiche, non c'è ovviamente l'osservazione e il controllo. Ma se torna a settembre-ottobre, il problema del calcio è il problema minore, purtroppo. In minor modo. Purtroppo il problema del calcio l'anno prossimo riprenderà, come sarà, e le aziende dove vanno? No, io mi riallaccio a quello che ha detto Giorgio, cioè sicuramente il 20% per me è ottimistico, qualche società in più forse ci sarà, però ti chiedo, sentendo i rumori di questi presidenti, al di là del fatto che mi trovo perfettamente sulla tua stessa linea sul fatto che una società di prima categoria non può avere un management di 7-8 persone che potrebbero tranquillamente essere ridotte a 1 o 2. Ma i settori giovanili, cioè se un presidente viene messo nella condizione di dire scelgo di dare la possibilità di giocare a dei ragazzi, ai ragazzini, aiutare le famiglie anche nella possibilità di una valvola di sfogo per il tempo libero dei propri ragazzi, e tenere, come è successo, perché ci sono società, tu lo sai bene, anche nella nostra provincia qui di Padova, che quest'anno hanno fatto prima squadra e juniores e basta, non hanno avuto altre formazioni. Ecco, la domanda è questa, secondo te cosa succederà? Arriveremo ad avere una selezione naturale anche qui, oppure le squadre giovanili potranno essere ancora confermate? Io Stefano cerco di essere razionale in questo, mi lego e collego alle esperienze degli anni scorsi. La perdita di iscrizioni è stato un dato costante negli ultimi anni, ovviamente non nella misura che presumiamo sarà quest'anno, ma è sempre stato incalando, e però di converso c'è stato sempre un aumento di tesserati del settore giovanile, siamo arrivati a 70.000, pur avendo meno squadre abbiamo più tesserati del settore giovanile.
Questo mi fa pensare che comunque la voglia di giocare c'è, vorrà dire che avremo invece di 10 squadre ne avremo 8, però avremo lo stesso i 70.000 che andranno divisi in 8, quindi una società farà 2 squadre allievi, 2 squadre giovanissimi. Su questo condivido, Giuseppe, questo sono d'accordo. Però io credo che i tesserati ci saranno ancora. Giuseppe Ruzza sono d'accordo. E il ragionamento che ha fatto Giuseppe Ruzza mi giunge anche per un ragionamento che è completo. Mi risulta anche che, proprio per le percentuali che facevo, che il girone C e il girone B della Serie D, che sono 40 società mi sembra, un quarto, dunque quasi 10, non potrebbero iscriversi, quindi sarebbe il 20-25% che fatalità ha fatto riferimento Giuseppe Ruzza. Parlo della Serie D, girone B, Lombardo, dove c'è stato il dramma, e Veneto, dove c'è stato mezzo dramma. Il girone C nostro, sì. Ecco, i 2 gironi, che sono 40 società, mi risulta da fonti abbastanza sicure che il 20-25% non si iscrivono, quindi 8-10 squadre su 40 in Serie D non si iscriveranno all'anno 21. Questo è il risultato che mi auguro. Però bisogna fare una precisazione. Piraldo, mi auguro non sia vero. Lasciami finire. Sì, prego. certo, come tutti, però faccio una precisazione. La Serie D, non chiamiamola dilettanti. Okay? Neanche l'eccellenza allora? Vabbè, però specialmente la Serie D, l'eccellenza, perché Piraldo, guarda cosa costa, guarda cosa costano una società di Serie D, cosa percepiscono i calciatori, cioè perché in Serie C? Io i dilettanti li intendo un'altra eccellenza, abbiamo eccellenza? Vediamo cosa prendono in eccellenza, costo rimborso spese. Ci sono molte squadre che prendono più soldi che in C, in D. A certi livelli si guadagna molto meglio che in C. No, ti rispondo di più. Sì, ma come diceva Beppi, anche in eccellenza. Ci sarà un contenimento dei costi. Posso dirti, certi giocatori di D e di eccellenza prendono più anche di B di qualche squadra. Esatto, però ci sarà un contenimento dei costi. Cioè, i posti di lavoro, tra virgolette, diminuiranno, tantissimo. Sarà un dato fisiologico. Se vogliono giocare, hai ragione Stefano. Se voglio giocare mi adeguo. Hai detto la parola magica, Stefano. Esatto. È quello il motivo per cui non si vuole ridurre le squadre professionistiche, perché l'AIC fa l'associazione calciatori che posso anche umanamente capire, Stefano, cioè dice sì. Tutta questa gente un domani non ha più contributi INPS, non ha più la previdenza, eccetera, perché se usciamo da questo segmento perde posti di lavoro subordinato. Ma non è facile, te l'ho già detto. Fanno resistenza. Sì, vabbè, ma allora se andiamo a guardare queste cose qui... Una C fuori dalla legge 91, una C in regime dilettantistico. Secondo te la IC la vota? Ma no, non la voterà mai. Perché non la vota? Perché ci sono dei... Devo chiudere. Ma voglio dire l'ultima cosa. Te lo dico, ma domani vai in assemblea. Ma continuare a battere il tasto, come è stato fatto da voi, di chiedere la cassa integrazione in Serie C per i vostri giocatori, è pericoloso, è impopolare in questo momento, quando c'è gente che ha i propri esercizi commerciali che non si sa neanche se li riapre. Questa è l'unica cosa in cui non siamo d'accordo, è vero, ne abbiamo già discusso, lo capisco il tuo punto di vista. È impopolare. Però ti dico che il 70% dei giocatori sotto i 50.000 euro siamo Giuseppe Ruzza, la promessa che farò, perché è doveroso tutto il ritardo che ti ho fatto attendere, faremo una puntata esclusivamente per i dilettanti, te lo prometto a breve tempo, va bene? Esclusivamente una puntata ai massimi livelli. No, dacci solo una risposta prima che Giorgio chiuda. Secondo te, quando avrete la conferma o meno della chiusura dello stop dei calci? Il prossimo Consiglio federale? Il prossimo Consiglio federale avremo l'ufficialità, Stefano, però posso anticipare che l'area nord, ad esempio, ha già detto che non potrà riprendere. Perfetto. Non ci sono le condizioni. Fosse solo, Stefano, per rispetto di quelle persone, di quelle 28.000 persone che non ci sono più. Cioè, come possiamo noi in certe situazioni dire andiamo in campo, giochiamo, ci alleniamo e quant'altro? C'è una forma di rispetto per tante cose che noi non dobbiamo mai dimenticare. Noi dobbiamo avere come principio il principio di giocare per divertirsi. I professionisti fanno solo quello. Noi, i nostri ragazzi, prima di andare ad allenarsi, vanno in ufficio, vanno in fabbrica e poi tornano a casa, come diceva Piraldo, dalle carbonare dai propri figli, dai propri parenti, con tutti i rischi connessi. Insomma, quindi dobbiamo stare molto 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 attenti. Appoggio, sono d'accordo, ecco perché ho detto prima tutte le macchinette, la macchinone che ho visto. Bravo Presidente. Avere un po' di moralità. Bravo Presidente. Va bene, è promesso che faremo una puntata dedicata ai dilettanti. Io voglio partecipare. Grazie Giuseppe Ruzza.
Voglio partecipare. Ciao Beppi, buonanotte. Ciao. Ciao Jacopo, ciao Ciao Stefano. Beppi. Voglio partecipare alla puntata quando fai i dilettanti, perché è un tema che mi interessa tantissimo. Vi ricordo, voglio seguirla anche, vi ricordo che la puntata che faremo sui dilettanti ci sarà ospite Jacopo Tognon, Pirato della Carbonara e Stefano Ede, che Stefano Ede, come di consueto, porterà le pastine come le ha portate questa sera, augurandoci un po' più piccole, perché sono torte a però, invece delle pastine facciamo una pizza, almeno così mangiamo qualcosina. Facciamo abbiamo la mafaldina, la portiamo la pizza. Grazie Jacopo Tognon, buon lavoro, grazie Pirato. Posso fare un appunto alla serata? Certo. Anche quello sì, sei uscito come un gigante questa sera, peraltro. Perché hai ricevuto complimenti da tutti, anche da Olivieri. Ti aggiungo anche che sentirti parlare, ti faccio anche il mio complimento personale, mi fa pensare che è un dispiacere che tu non abbia ruoli operativi un po' nel mondo del calcio. Soprattutto che non sia solo seduto in una poltrona. Jacopo mi ha preso in giro, sì, ma cosa vuoi sapere? Jacopo mi ha preso in giro. Come te, Jacopo, scusa, mi ha preso in giro, perché lui mi aveva fatto una promessa, lo dico, non posso dirlo pubblicamente, lo dico dopo quando è terminata la trasmissione, mi aveva fatto una promessa che era un mio sogno. Ho detto prima di morire esaurirò questo mio sogno. Adesso sono ancora giovane. Se va avanti così vivrò 200 anni, perché non potrei esaurirlo, e quindi questo. E poi lui sapeva, perché a Stefano il sottoscritto non raccontava, perché tutti i movimenti concestaro del Padova, lui era l'uomo occulto che dietro lavorava, capito, risce della situazione. Era l'uomo ombra. E lascia perdere che lui sembra così, tutto Jack e Mr. Hyde, lo puoi chiamare, tutto Jack e Mr. Hyde. Sto scherzando ovviamente, grazie per la lasciami finire. Devo dire una cosa. Sì, esatto, perché abbiamo parlato con gli esperti grandissimi e importantissimi personaggi, però non abbiamo mai nominato i medici sportivi di questa sera. Abbiamo nominato tutte le no, perché i medici sportivi hanno una grossa responsabilità, capito? Cioè, non abbiamo mai sentito un potevi parere dirlo, loro. Jacopo, ci sfugge, Pierano, potevi dirlo che tu prima, no? Ma siccome non faremo anche avete... su quella, certo, perché parlavamo ovviamente della ripresa dei campionati, però hai ragione. Giusto. Però i medici credo che siano stati rivalutati, la parte infermieristica ovviamente sia stata ancora rivalutata, adesso a livello nazionale si sente parlare poco ed hanno un ruolo importantissimo. D'accordo. E anche una grande responsabilità. Voleva l'applauso anche da questa sera di conclusione, capito? Voleva essere protagonista. Glielo facciamo noi. Glielo facciamo noi, no? Bravo Pierangelo. Sì. Vabbè, grazie davvero a tutti, grazie Elisabetta. Grazie a te Giorgio, grazie ai nostri ospiti, grazie a chi ci ha seguito da casa e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo dove parleremo ancora di coronavirus esaminandone le sfaccettature e le conseguenze sotto un altro punto di vista. Perfetto, brava Elisabetta, che sarà un po' del commercio e ovviamente anche del trasporto. Saluto anche Dennis, bravo Dennis, che è il mio braccio destro. Buona serata. E grazie, devo ringraziare anche Marco e Claudio, che sono in regia, che si danno a fare, che posso dirlo e lo dico, noi nella nostra televisione, che magari le piccole vengono meno guardate, che se ci vedono a Roma facciamo i collegamenti bene rispetto a tante altre, quindi bravi a merito loro, quindi bravi ai tecnici che collaborano per questa trasmissione e in special modo questa sera Claudio e Marco. Buonanotte a tutti. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni. Il valore della scelta.